Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo su FIFA 20, quest'anno voglio portare la carriera non come l'altro anno che onestamente ho sbagliato, nel senso portarla col Milan vuol dire stufarsi dopo 10 minuti, perché dopo vedi la tua squadra del cuore, la vedi giocare nel vivo e non ti viene certo voglia di vederla anche in un videogioco, quindi quest'anno ragazzi dal momento che ho visto il nostro Pungilione Cutrone andare al Wolverhampton, ho detto Fiori, ma perché non provare anche noi la carriera con i lupi? E allora Fiori, vai di Wolverhampton. Quindi Pungilione Cutrone in mezzo ai lupi. Il mio personaggio l'ho già fatto, l'ho ispirato come outfit al buon Guardiola, ha un suo outfit quando è arrivato al City, quindi completo grigio, camicia blu, cravatta azzurrina. Allora, difficoltà partito. Leggenda, durata tempo. 6 minuti, valuta euro, condizioni europee, attivo, Champions, Europa League, finestra di mercato, attiva, attivo, stadio, vabbè, perfetto. Siamo con i nostri lupacchiotti, ma non siamo la Roma. Ragazzi, l'obiettivo è molto semplice, portare la squadra a vincere qualcosa in un tempo non proprio impossibile, cioè non fra 50 anni, ecco. Non sarà semplice chiaramente perché insomma, sappiamo la Premier è un campionato abbastanza difficile. Mi piacerebbe andare in Champions League quest'anno, è un'impresa secondo me difficile, però perché no? Ok. Devo cercare di farlo invito. Vabbè. Ok, 7-8, difficoltà. Ma cambia poco, vediamo le squadre. Questi sono più olandesi, qua più portoghesi. Vabbè, andiamo a quello che ci dà più soldi, chiaramente. Ok. Sapete che le amichevoli poi non è che le... Coppa internazionale. Il mercato è aperto, ok. Speriamo di portare i successi. Ok, allora vediamo intanto gli obiettivi. Boh. Allora, primo obiettivo. Allora, raggiungi gli ottavi di Emirates, qualificati per l'Europa League, entro 2 stagioni, Premier League termina a metà classifica. Ingaggia un giocatore per il tuo vivaio nel ruolo di centrocampista, ingaggia meno di giocatori con meno di 20 anni. Con un potenziale superiore alla valutazione media di giocatori attualmente in quel ruolo. Ok. Aumenta il numero di abbonati, aumenta il valore del tuo club del 50%, metà classifica, vabbè. Ok, ok. Non sarà semplicissimo però. Sì, va bene, ciao. Beh, Jota sicuramente è un buonissimo giocatore. They don't care, grande ex scoperta del Cume. Sì, però cioè, non avere Pungilione cioè, Pungilione da me è l'inamovibile, quindi sinceramente io me ne sbatto anche il cazzo di Gimenez. Abbiamo una... sì, insomma, una squadra, ecco. E se voglio fare qualche soldo lo voglio fare. Questo è un bel giocatore, un bel giovane del Leeds. Ok. Allora intanto vorrei mettere qualcuno in vendita, rosa. Lui Patricio. 52 portieri abbiamo, che bello. Abbiamo un po' di centrali, cazzo. TD, AD.
che terzini, a me l'asa sinceramente non è che... c'è da lavorarci, raga, c'è da lavorare perché... Ok, qui sono i nostri centrali. Ok. Promessa, c'è promessa. Aggiungi a prestito. Aggiungi a prestito. Mamma mia, 58. Ok. Tutti sbarbati sono per 21 anni, insomma. 21 anni una promessa mi pare un po' ridicolo, però... Ok. Promessa. Tanti portoghesi, chiaramente. Neves. Questo lo mandiamo in prestito. Il fatto è che devo capire anche come giocare, però per me sinceramente sto modulo fa da cagare, devo fare una piccola rivoluzione già perché quella difesa a 3 non esiste sinceramente, o a 5 addirittura, sì perché... Io vorrei portare... Allora, vediamo. Beh, non sarebbe brutto, ma... vorrei portare il classico rombo, io vorrei portare... Voglio portare un po' di Italia. Sono stufo delle ali, poi mi trovo di merda. Ok. Don't care. Vabbè, i terzini così, insomma, possono anche giocare, però vediamo di trovare qualcun altro. Allora. Sì, diciamo che abbiamo una buona squadra, però non sicuramente uno squadrone. Vabbè. Sicuramente un giocatore che vorrei provare a portare per dare un po' anche una mano a Cutrone e Zaniolo se possibile. Ok. Si parte già male, purtroppo dopo il primo parte di video mi è crashato Avermedia, quindi spiego un attimo, ho fatto 2 o 3 cose, non troppo, però che palle, vaffanculo. Allora, torniamo, ho vinto 1 milione, comunque ho venduto Traoré a 10 milioni, ho preso Zaniolo sui 15 e Ake intorno ai 20. Allora, vediamo. Non farò vedere anche l'outfit stile Guardiola, vaffanculo. Eland, perché ho provato a prendere Eland, o Haaland, adesso non mi ricordo la pronuncia, eh, però è appena trasferito. Tonali mi ha rifiutato, adesso riproviamo che mi servirebbe perché voglio portare una colonna italiana e togliere quella portoghese di merda. Van de Beek devo riprovarlo a sto punto, e Woodward purtroppo non posso. Allora a questo punto, visto che prima non è andata, vi faccio vedere anche gli outfit di Veneziano, dopo non farò vedere sempre cioè guardatele ragazzi, in stile Pep Guardiola. Boh. Allora, pochi soldi però.
Però non è ancora arrivata però la... No, non si incazza. Accetta. I tonali lo voglio, cazzo. Però scusa un attimo. L'ho venduto il nostro amico. Comunque ho fatto il torneo, l'ho simulato il torneo precampionato, un pareggio, una vittoria e una sconfitta. Traoré non c'è più. Ah no, devo ancora... Me l'ho accettata o no? Allora, trasferimenti. Ah ok, 10 milioni ancora però non l'ho venduto, scusate. Ok, trattiamo. Zaniolo e Tonali. No, ciao, che figata, così vediamo che un po' le nuove animazioni. Bellissimo, cavolo. Molto bella sta cosa. Turnover, sì. Cinque anni. Perfetto. Neanche a noi. 26. 10, vabbè, perfetto. Bonus ingaggio 2,40. Ok. Notifiche, spero però i coglioni già per gli stipendi, per il... benissimo. Intanto sono tanto 1.300.000 per la tournée. Sono contenti degli obiettivi. Ho portato qualcosa, l'ho già portata intanto. Perfetto. Zaniolo e Tonali. Mi sono portato due fedelissimi del Cume. Ingaggio un giocatore per il tuo livello centrocampista. Ok. E intanto sono contenti. Vediamo un attimo se... Sì, lo vendiamo. Accetta offerta. Qua ancora non sappiamo. Adesso vediamo un po' di soldini. Cos'era amichevole? Traoré venduto. 8 milioni per il mercato, va bene. Pedro Neto in prestito, sì. Così lo facciamo crescere. 1.800.000. Va bene, ci togliamo via anche un po' di ingaggi. Ok. Queste le simuliamo. Mi piacerebbe portare Kanjin lì, ma la vedo un po' dura, sinceramente. Però, intanto lo seguiamo e vediamo. Poi sì, c'è un attaccante Cutrone, noi puntiamo su Cutrone, però sappiamo che all'inizio almeno non è proprio una bestia incredibile. Posso allenarli? Ok, alleniamoli. Vai Diogo. Vai Patrick. Vai Zanioletto. Vai Sandrone. Difensori purtroppo ho visto che non ho tanta roba da fare, quindi ci facciamo anche i don't care, perché purtroppo Ake diciamo che non ha ancora questo margine di miglioramento. Ok, molto bene.
magari non trova spazio, dobbiamo ancora giocare, ma va bene. Sarebbe bello, ma... Cioè, guardate la figata, però. Boh. Cartellino. Perché non provo a offrirgli di più, cioè di quello che abbiamo, vediamo cosa mi dice. Posso diventare una bestia, Fiori. Cazzo, forse gli ho offerto troppo. Tratta. Se prendiamo anche lui. Volevo fare un primo mercato, visto che non avevo neanche le coppe di giovani, sinceramente. Turnover, va bene. Voglio fare un super settore giovani, nel senso voglio portare tutti i giovani migliori, che almeno spero, insomma. Vabbè. Non mi interessa. Aspetta. Cinque gol. No! Ok. C'ho 18 anni, cioè, mi spero che non spaghi i coglioni. Ok, ok, quindi siamo a posto. Adesso però metto in vendita qualcun altro, voi però consigliatemi chiaramente. Finanze. Il Cume è già in fase di... Il Cume già spende, che se ne frega. Allora. Ok. Qualcuno dobbiamo vendere, aspetta. Non che vale qualcosa però perché... No, Miranda, Bolì... Questo tanto non lo userò mai, però sì. Questo sembra un buon giovane. Graham l'abbiamo messo. Questo l'ho messo in prestito. Neto in prestito. Ci devo ancora vendere gente però, dai. Qualche giorno bisogna venderlo. Oh, vediamo cosa vogliono. Gram. Prima di sul mercato. Vecchio. Non posso garantirti il posto, mi dispiace. Chitolano. Non posso garantirti il posto. Però decido che cazzo vuoi. Trasferimenti, Roger, a sto punto sto saltato il prestito. Speriamo bene di non pagare le cessioni di sti giovani, però netto sembra... Sì, non è male, però... Ok. No! Vabbè, non ha voluto andare, quindi cazzi anche suoi, sinceramente. Simoliamo la partita.
1-1, vinciamo e rigodo. Buono. Non è riuscito solo a giocare questo mio futuro qui. Vabbè, posti in arrivo. 3 milioni aggiunti, che spoccio, mi stanno... Stiamo facendo un buon percorso, bene, bene. E che stiamo recuperando. Qua abbiamo Rasmussen, vabbè, accetto l'offerta. Patricia l'ho rifiutata, cioè mi serve. Porca puttana, peccato. Non mi arrivano i soldi. Morale rosa non è proprio al massimo, eh. Faremo cambiare noi. Cambierà il morale. Ok, dal mondo, perfetto. Piqué, Chiello, Alba, Laporte. Allora ragazzi, mi servirebbe un terzino destro e questo ve lo lascio a voi il consiglio su che... Ecco, facciamo la prima partita e dopo ci fermiamo e la vediamo tutta così. Aspetta. Sono un pirla, l'ho detto anche, mi fermo prima per allenare i giocatori. Che figata, no vabbè, bellissimo. Allora. Sì, ho fatto un bel precampionato e ci hanno fatto merda. Perché giocatori di qualità in rosa. Ok. Questa squadra è forte. Tonali sono contenti, partita titolare, Ok. Okay guys, we're out of time unfortunately. Thank you very much for attending. Perfetto. Sono un buon precampionato, che hanno perito del 100%, hanno superati. Beccio. Sì. Ok. Salviamo. Adesso facciamo la partita, non facciamo highlight, facciamo solo una partita così vediamo anche la giocabilità e tutto. Ricordiamo che siamo a livello leggenda. E poi facciamo alla fine, completiamo il mercato, così vi consigliate magari se c'è qualche giocatore anche dei titolari da vendere. E un terzino destro sempre giovane. Ok ragazzi, si parte contro l'Eister, quindi neanche una partita semplice. 11 agosto 19, ore 14, tempo sereno, difficoltà leggenda. Vai. C'è bisogno di un terzino destro, almeno di riserva, un buon giovane. Perché non ho veramente nessuno. Dai. Si comincia ragazzi, inizia la Premier League di questo... C'è grande atmosfera sugli spalti di del King Power Stadium per questo match. Un saluto da Pierluigi Pardo e Stefano Nava insieme Lupi, a voi dai. anche oggi Per la telecronaca di questo match. Giornata speciale per entrambe, sarà il debutto in Premier League, primi 3 punti della stagione in pario. Si gioca tra Leicester e Wolverhampton. La prima giornata di Wolverhampton piena di incognite. Le squadre sono ancora a caccia della loro condizione Volpes migliore. Le gambe non girano come si vorrebbe, le sorprese sono dietro l'angolo. Certo è che entrambe punteranno a iniziare bene, magari con una vittoria. La storica vittoria in Premier League da parte dell'Leicester non è stata tutta opera di mister Ranieri, che però è stato ovviamente fondamentale, ha saputo valorizzare
le Inizia qualità il dei campionato, giocatori. ragazzi. Hai ragione Pier, senza i 24 gol. Intanto sto tenendo le tattiche fatti, standard, diciamo. alcuni dei Dopo quali questa prima partita vediamo pesantissimi, cosa cambiare. difficilmente i Foxes avrebbero realizzato. Vai, Jota. Splendido sogno. Vai, Patrick. Tonali. Cutrone. Joao Moutinho. Basta colonia portoghese, vogliamo. Gli italiani Allontana il tonali. pallone, peccato, deve Subito essere il una buona Tona, mamma opportunità. mia. Conclusione Murata. Perdono palla banalmente. Tecnico dell'Leicester che decide di partire così. Si schierano in campo col 4-3-3, Cutrone. modulo decisamente a trazione Gilione. anteriore. I due attaccanti del Un tridente Gilio, girano un'ape preso in mezzo, tanti inevitabilmente lupi. larghi, cercando magari di mettere il pallone in mezzo per la punta centrale. Thomas. Wolverhampton che scende in campo con questi 11. Hanno scelto di giocarsela 4-4-2, Occhio. il centrocampo a rombo. Vardy! E subito Lardi punisce dopo 8 minuti. Grande partenza. Hanno sorpreso la difesa avversaria attaccando fin dai primi minuti. Pazzesco. Vardi, 1-0. Che ritmo! Vabbè, E calma. questo gol potrebbe cambiare il tema tattico della gara. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Donker, Tonali. Mamma mia, inizio shock. Johnny, Diogo Jota. Jota. Joao Moutinho. Vai, contro. Occhio al tiki-taka prolungato. Bravissimo, Possono vai gioco. trovare il gol del pari, Gol attenzione. e subito Eccellente. Il gol del 1-1. pareggio. Tutto da rifare. Bravi ragazzi, Ora possono subito rispondiamo. sfruttare il momento favorevole per provare a farne altri e staccare gli avversari. Rispondiamo da Hanno grande pareggiato, squadra, dunque, cazzo. 1-1. Dai. Va bene, con un po' James. confidenza. Pallone invitante. Potrebbe crossare. Che bello Sicuro vedere l'intervento del Tagoer che portiere sponsorizza tocca uno dei miei marchi preferiti degli orologi. Ne ho due, quindi insomma capite bene perché amo Diabate. molto la tag. Bravissimo che... Perché forse qualcuno... Occhio alla Dio conclusione. Cristo, ma È così? messa. Grande conclusione ravvicinata, una gran bella rete. Esultanza che coinvolge tutta la panchina, allenatore Non ho compreso, parole. una rete importante nell'economia del match. Inizio di Punteggio campionato cambiato, veramente siamo sul risultato di pirotecnico, 2-1. 3 gol in pochi minuti. Recupera palla, intercettando bene il pallone. La difesa diciamo che non è facile difendere. Gray. Occhio all'avanzata. Ok. Tentativo che sfuma senza problemi. Tonali. Vai Diogo. Den Donker. Palla Che per persa. me piace di più le Donker però. Gray. Non mi aspettavo però subito il 2-1, porca miseria. Thomas. Non dicevo a che magari l'ho Palla scavalcare la speso difesa. più del dovuto, però Non può un giocatore che mi sbarcarsi. dà molto Si libera affidamento, mamma spazio. mia. Che parata qui. Un vedo intervento tantissimo per gli davvero centrali, pregevole. ragazzi, Ha evitato un gol sicuro. Calcio d'angolo Non bene. corto. È in buona posizione. Cerca di bucare per il compagno. Attenzione, c'è fuori gioco, è tutto fermo. Dai, però, e se ne sveglia, stava andando cacchio. verso la porta. Linea alta, concesso la profondità e fuori gioco. Bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio. Attenzione perché è L'obiettivo è stare nella pericoloso. metà della classifica, ma io voglio l'Europa League almeno. Champions League mi sembra un po' eccessivo. Però l'Europa League la voglio, cazzo. Corner battuto da Fuchs. Non granché questo corner, difesa che Come respira. Moutinho, bravo, vai Patrick. Cutrone, Un Gilione Cutrone. Quanto ci manca il Cutro. Tonali. Tonali lo vedo già ben inserito comunque. Vai Moutinho. Posizione ideale. Joao Moutinho. Bravo. Vai Diogo. Diogo Che Jota. miseria. Non trattieni, attenzione. Non ci credo. Brividi lungo la schiena dei tifosi. Questo è Occasione errore per che il poteva 2-2 non portargli il sfruttata. pareggio. Grande Moutinho Il però. risultato favorevole gli consente di gestire La il squadra pallone c'è e comunque, giocare la con il squadra c'è. cronometro. Dobbiamo solo prendere un po' di confidenza, Va zio, bene zio con il cane. tackle. Zietto mio.
vissuto trasferta perché in Premier sono tutte difficili, però trasferta non semplice. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Ecco. Vardy. Vardy. Fuchs. Apre sulla fascia. Riconquista il Bravissimo. pallone. Vai che andiamo. A Vai metri per Doherty. correre sulla corsia. Vai Doherty, dai. Mettila in mezzo. Perché il cross basso. Va bene però. Cutrone. Bravo Tona. Il Tona me lo godo. C'è il rilancio lungo. Ci sono ancora 120 Vai, secondi Neves. da giocare. 2 minuti che potrebbero regalarci ancora emozioni e spettacolo. Brutto passaggio di Dendonker. Vai, dai, si può Arriva fare, il si può finale fare. di questa prima Si può fare comunque. Per il momento lasciamo così la squadra. È tutto pronto, comincia il secondo tempo. Tonali, Vai Tona. Cody, Cody. Ruben Neves. Pallone perso. No. Fuori gioco, Dai. offside. È tutto fermo, ma che brivido in difesa qui. Vai, non quasi schiatta, magia Johnny. Dendonker. Cutrone. Il Cutro. Dendonker. Vai. Opportunità. Palla ancora pericolosa però. No. Mamma Pallone mia. fuori di poco. Ha riuscito Va bene, lo va stesso bene, va a bene. calciare nonostante fosse pressato dal difensore. Difficile fare meglio. Va bene. Ho subito quell'1-2 micidiale. EA Sports vi offrirà la prossima gara casalinga di questa squadra impegnata in Premier League. Tonali. João Moutinho. Va bene. Riconquista il pallone con un buon tackle. Palla appoggiata sul portiere. Partita di Premier Dai League vecchio per mio, loro, dai sempre vecchio, per voi, su vecchio EA cuore. Sports. Vai Pungilione. Il Tona. Può metterla dentro. No, ma sono lungo. Pallone che è Dio. uscito, sarà rimesso al fondo. Dopo il Giocatore che Manchester abbandona il bene. campo e possiamo ascoltare gli applausi dei tifosi. Buona partita. Buona. La sua prestazione è stata vicino, buona, cazzo. una dei migliori anche oggi. Didi. C'è una notizia importante di mercato. Lorenzo Insigne ha perfezionato il suo passaggio al Real Madrid. Insigne al Real, Pioi. Cercavano un giocatore con le sue caratteristiche e hanno deciso di puntare su di lui, riuscendo alla fine a metterlo. Non la blocca. Dai ragazzi. Vai Cody. Squadra ospite che alza la linea No. di difesa. Era fuori Una gioco, ricerca era fuori gioco, era anche quasi fuori gioco. ossessiva del Mirata fuorigioco bene. avversario. Ma qui c'è bisogno di attenzione, di concentrazione. A salire tutti insieme rischiano di lasciarsi Vai a infilare. che? L'arbitro lo richiama ma solo verbalmente. Sì, adesso dovrà stare molto attento. Vai Può Moutinho. provare a metterla in mezzo. Bravo, vai Ramos Diogo. per sbarcarsi. Buono il Neves. cross, attento il difensore che allontana. No, ma come cazzo? Conclusione intercettata. Ultimo tocco del difensore, sceglie il calcio d'angolo, il male A minore. che? In mezzo qualcuno dei nostri, nessuno. Non meritiamo di A che? perdere assolutamente. Tonali. Ruben Neves. Neves. Sono pochi spazi adesso. João Moutinho. Bellissima. Pericolo, ecco il tiro. E gol? Sono di nuovo in E parità, gol grazie ancora, a questa doppietta. rete. No, Cutrone, Non scusate, mollano, Cutrone, non ci stanno a Pungilione. perdere, continuano a lottare su Pungilione il l'ha pallone. messa. Pungilione l'ha messa, cazzo. Pungilione l'ha messa. Se proviamo Gimenez. No. Scusate. Se proviamo Gimenez. Però siamo... Sì. No, piuttosto mettiamo Zaniolo. Perdendo Donker, dai. Tanto può fare anche il centrocampista tranquillamente. Il coreano, aspettiamo. Tanto Squadra giovane. ospite che sta per effettuare un cambio. Intanto però L'avversario Pungilione ha l'ha preso le messa. misure ed è necessario correre ai ripari. Occhio, non subito. Tocco dentro. Buttala via. C'era solo la forza in questo tiro. Pallone che è uscito anche se non C'è andata di Non culo, era eh. male come tentativo, anche se da quella distanza avrebbe dovuto quantomeno inquadrare la porta. Vai Tona. Jimenez. Moutinho. Cutrone. Cutrone. Gran Bellissima. Moutinho! Non ci Palla credo. ancora lì. La stavamo ribaltando.
Risultato di parità che riflette quanto si è visto finora in campo. Anche i numeri. Non ci voglio I numeri credere. sul possesso palla certificano il sostanziale equilibrio. Justin. Non si stanno certo risparmiando, vogliono vincerla, Speriamo vogliono di non segnare pagare un sto gol in più errore. degli avversari, non si accontentano del pari, questo è bello. Si aprono Poi spazi Gimenez. invitanti. Gimenez lancia Pungilione. Occhio qui alla ripartenza. Cross in mezzo, non va la ripartenza. Diciamo Buono il che nei recupero passaggi non ha difensivo. proprio la sua arma. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi per la sua formazione. E secondo me è la scelta giusta, al momento giusto, Pier. Vai, porca miseria. Tielemans. Potevamo portare Didi. fuori il 3-2. Situazione di parità quando Occhio, manca poco. no, Buona il beffone l'intuizione obeso. qui. No, l'obeso. Posizione ideale. No, l'obeso. No, cosa cazzo fa? Gray. Ogni tanto mi perdo la selezione del giocatore. Benissimo Tonali, mi è piaciuto tantissimo Tonali. Molta personalità del Ton. Occasione. Ecco, appena detto. Bruttissimo il centrocampo. Diabattì. Posizione interessante. Potrebbe crossare. Baldi. Mamma mia, grazie Applausi per il portiere. portiere per questo super intervento. Se avessero Oh, Tonali, preso grande gol partita qui, per difficilmente avrebbero avuto il tempo errore. per recuperare. Scandaloso. Neves. C'è il pressing. Sono un po' schiacciati adesso. Gray. Tocco di ritorno. Bardi. Prova a Bravissimo piazzare. Patricio. Comodo intervento di Rui Patricio. Oh no, no. Errore del portiere sul rinvio, attenzione. Bravissimo Moutinho. Abbiamo giocato Mamma la mia, Matteo gran Bazzagli. giocatore, Tra la quanto stella della finisce squadra questo match, sicuramente. Matteo? Appena 120 secondi ci dividono dal 90°. Grazie per l'aggiornamento Matteo, ovviamente richiamaci se ci saranno 90esimo, novità. dai, anche un pareggio va bene, per come si è messa anche Saranno un 2 pareggio va minuti di bene. recupero, come indica chiaramente il quarto uomo. Buon tiki-taka quest'oggi, fin qui. E perché la prossima è col United, yes! Va Arriva il bene. triplice fischio dell'arbitro, È gara che subito si anche chiude Cutrone, con importantissimo. Joao Moutinho. Occhio al tiki. E il tiki-taka. 8 tiri 8, per me è giusto il pareggio. Mamma mia. Buono raga, adesso un saluto dal Comendone, consigli per un terzo. Just some questions regarding the match. Allora, soddisfa. Stagione ancora lunga. Bisogna avere pazienza. Eh sì, hai visto? Avevo ragione. Sì. Thank you. Buono raga, allora consiglio per un bel terzino. E anche se c'è qualche altro giocatore da vendere che magari non secondo voi non è adatto, e vediamo cosa fare. Ok. Sì, io accetto, stai fuori dei coglioni. Bisogno di soldi. Buono raga, un saluto dal Comandante Veneziano, alla prossima. Ciao!